Il gruppo Grigolin tratta diversi prodotti. Noi spaziamo dal settore edile, dal settore stradale, dal settore delle costruzioni. Opera dal nord, centro Italia. Come siti produttivi ne abbiamo circa una sessantina, che andiamo dal calcestruzzo, dagli asfalti, dagli intonaci, dal settore dei permiscelati, colori, lavorazione del ferro, capannoni, facciamo strade, autostrade, eccetera. Per chi ancora non conoscesse uno tra i maggiori gruppi industriali operanti nell'edilizia, questa era la descrizione fatta da uno dei titolari, Renato Grigolin. Il gruppo Grigolin, leader nel settore delle materie prime per costruzioni, ha infatti voluto nei giorni scorsi organizzare un importante simposio dove presentare, oltre alla sua attività, i grandi passi in avanti fatti nel settore dell'innovazione ecosostenibile dei prodotti, mantenendo gli standard di qualità e sicurezza. Ai nostri microfoni Roberto Grigolin. Oggi ci stiamo organizzando a livello tecnico per esprimere le nostre competenze su dei temi che oggi pensiamo siano molto importanti per dare dei messaggi, soprattutto per quel che riguarda i nuovi sistemi di costruzione a livello ecocompatibile, per portare a dei minor consumi e quindi dei risparmi per avere maggior qualità. E sulla qualità a parlare ci sono importanti opere quali il Passante di Mestre, l'aeroporto di Treviso e il Marco Polo di Venezia, l'alta velocità Venezia-Padova, gli ospedali di Conigliano e Montebelluna e la nuova sede della provincia a Sant'Artemio. Un simposio dunque per meglio illustrare l'integrazione delle tecnologie del gruppo Grigolin, come ci spiega Camilla Grigolin. Il primo obiettivo è innanzitutto essere in linea con quelle che sono le direttive comunitarie e le normative che riguardano sia le valutazioni di impatto ambientale, le varie analisi che devono essere fatte a livello di inquinamento, sia anche offrire al cliente un prodotto che sia adeguato alle esigenze. Lo scopo era quello di far conoscere il gruppo, di far conoscere un gruppo che è integrato, che ha delle sinergie, che è giusto che le sfrutti per dare un valore aggiunto al cliente e soprattutto dei prodotti che possono essere a 360 gradi utilizzati sia per costruire una casa, sia per una strada, sia per un rilevato, quindi è giusto che il cliente ci conosca a 360 gradi. Conservare il passato e costruire il futuro. Questo il motto di Gruppo Grigolin. Ed eccoci rientrati, siamo con alcuni dei protagonisti di questa seconda edizione della Maratonina di San Martino. Direttamente dalla Maratona di Venezia, i Diavoli Rossi. Con me Andrea che parla per tutta la squadra da Venezia, qui a Quinto di Treviso e poi a Paese. Perché? Beh, noi siamo un gruppo fortissimo. Siamo richiesti da tutte le maratone della zona, abbiamo partecipato a Venezia, siamo partiti in 7 e siamo arrivati tutti 7, un risultato straordinario. L'anno scorso eravamo presenti alla prima maratonina e siccome era stato organizzato in modo esemplare siamo venuti anche alla seconda, che sicuramente ci vedrà tutti protagonisti. Ecco, il fatto che sia inserita comunque nel circuito nazionale è un motivo in più per partecipare? Ma sicuramente noi ci teniamo moltissimo al campionato nazionale, noi non siamo qua per fare presenza, siamo qui per vincere noi. Ecco, una bruttissima giornata, chi ve lo fa fare di correre in queste giornate di domenica mattina? Normalmente con queste giornate si fanno sempre i tempi migliori, con questo clima si rischia di fare veramente i record. Quindi allenamenti, quanto vi allenate voi? Ci alleniamo 3 volte alla settimana, di sera perché abbiamo un lavoro che finiamo molto tardi e quindi è solo passione. Solo passione che vi porterà a marzo a competere nella Treviso Marathon? Certamente, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, siamo partiti in 7, siamo arrivati in 7, quindi quando facciamo una cosa noi la facciamo sempre in 7. Chiudiamo con l'urlo. E con i Diavoli Rossi, da qui, da Quinto di Treviso è tutto, un po' di pubblicità e poi la seconda parte di Cronache Trevigiane.
Dal 4 al 14 dicembre, appuntamento a Martellago con la 22esima mostra del radicchio tardivo. Trofeo Canoro, torneo di calcetto, lavorazione del vetro e del legno, cabaret, musica, spettacolo e tante ricette a radicchio da degustare nello splendido stand. Info ed eventi www.promartellago.it. Dal 4 al 14 dicembre, appuntamento a Martellago con la 22esima mostra del radicchio tardivo. Trofeo Canoro, torneo di calcetto, lavorazione del vetro e del legno, cabaret, musica, spettacolo e tante ricette a radicchio da degustare nello splendido stand. Info ed eventi www.promartellago.it. Ben ritrovati, seconda parte di Cronache Trevigiane. Ci siamo trasferiti magicamente in Piazza dei Signori a Treviso perché oggi si apre un evento importante che tutti i trevigiani aspettano, terza edizione di Cioccolato Puro di Marca, organizzato da Confartigianato Marca Trevigiana con la collaborazione della CAI, e con noi oggi c'è il presidente Gabriele Mezzacqui. Buongiorno, benvenuto. Per noi è sempre un piacere ospitarvi nella nostra trasmissione. Come si struttura quest'anno l'evento? Il discorso del cioccolato puro a Treviso è una sensazione a fior di pelle che piace moltissimo, perché noi trasmettiamo al pubblico, ai consumatori, un prodotto eccezionale, un prodotto che aiuta molto la mente e poi aiuta anche un po' l'umorismo, è un trascinatore che serve. Ecco, in quanti siete oggi presenti in queste tre piazze? Perché lo ricordiamo, è coinvolta Piazza dei Signori, il Salotto di Treviso, ma anche Piazzetta Aldo Moro, che congiunge così in questo percorso delizioso e molto dolce fino a Piazza Borsa. Quanti siete oggi impegnati? Allora, noi qua a Treviso, come tutti gli anni, siamo 16 espositori, siamo tutti artigiani, produciamo tutti nei nostri laboratori. Una parte sono in Piazza dei Signori, una parte sono in Piazza Borsa, dove tra l'altro in Piazza Borsa c'è anche un laboratorio didattico con lavorazione in diretta del cioccolato. Abbiamo cercato di completare ancora di più quest'area in Piazza dei Signori per dare un'area di degustazione che faremo poi a step nei vari 2 giorni di permanenza. Ecco, stagione teatrale al Teatro Comunale di Treviso, che è qui a 2 passi, e voi avete deciso, di metterci lo zampino. Questa sera che succede? E lì faremo degustazione, presenteremo un po' i cioccolatieri, presenteremo la CAI, insomma faremo un po' di propaganda chiaramente per noi, ma soprattutto per il cioccolato. Vogliamo cambiare la mentalità dei consumatori italiani. Da noi in Italia il nostro messaggio è proprio questo: dovete consumare cioccolato artigianale, cioccolato che abbia solo il burro di cacao. Questa è la CAI. Ecco, questo è il messaggio che il presidente di Akai ci lascia. Noi adesso andiamo a conoscere anche gli altri colleghi, gli altri maestri cioccolatieri, e poi ci godiamo il primo servizio di questa seconda parte di Cronache Trevigiane, poi ritornerete qui sempre a Treviso, andiamo a scoprire gli altri angoli di questa fantastica manifestazione. Qui c'è solo burro di cacao, non ci sono grassi aggiunti o idrogenati, dunque solo ed esclusivamente puro cioccolato. Abbiamo abbinato l'aceto balsamico al cioccolato fondente del Venezuela. Abbiamo dedicato 2 tipi di scatole, la scatola più piccola con le rappresentazioni di 3 tipi di capitello con i 3 stili, e la scatola più grande con 5 tipi di capitelli e delle raffigurazioni su delle praline dei vari stemmi delle varie ville del Palladio. È cioccolato fondente aromatizzato con essenze naturali di viola. Un connubio di acido, dolce e profumato che inebria il palato e il cuore.